Di questo passo, fra 10 anni, non ci saranno più negozi di prossimità. In Veneto, dall'inizio dell'anno, hanno chiuso 1139 attività commerciali, a Padova e provincia 176, più di una al giorno. Lo scenario terribile di un paese senza più negozi di vicinato rischia di avverarsi. Il mondo del commercio nel Veneto perde il saldo negativo è di 754 attività perse nel primo quadrimestre 2013. Nella provincia di Padova ne perdiamo 176. Sono numeri inquietanti, allarmanti. Servono dunque interventi urgenti per facilitare la tenuta delle aziende, diminuire la pressione fiscale che schiaccia le imprese, dare loro maggiore disponibilità di credito, garantire una profonda semplificazione burocratica. Intanto continua lo sviluppo della grande distribuzione. La grande distribuzione che continua, che va avanti, 484 metri quadri per 1000 abitanti nel Veneto contro i 356 della media nazionale. Necessario anche un alleggerimento della pressione fiscale che grava sui consumi delle famiglie. Essenziale evitare l'aumento dell'IVA al 22%. Il Ministro ha una posta in bilancio di introito IVA dato dall'incremento. Io dubito che ci sarà questa entrata erariale. Dubito perché? Perché ci sarà un'ulteriore contrazione dei consumi, per cui ulteriore perdita di entrate fiscali.